raduno 2025 di Lancia Rewind, l'organizzatrice ma soprattutto la grande appassionata Francesca Pasetti, cosa ci dice per questa giornata? Beh, giornata stupenda, tempo bellissimo ma soprattutto tante macchine belle, tante Lancia. Abbiamo qui alle spalle la più antica che abbiamo qui al raduno, la Lancia Lambda, ma abbiamo dei pezzi veramente che mi rendono orgogliosa. Abbiamo la Fulvia ufficiale di Munari Mannucci, che è stata protagonista negli anni 70, questa in particolare ha vinto il Costa Brava nel 73, quindi abbiamo tante belle macchine, tante Fulvia, le Fulvia fanno da padrone come sempre, però molto particolari. Abbiamo una Beta Monte Carlo color verde che è una cosa particolare, e poi abbiamo bellissimo, sono senza parole perché veramente ho il cuore pieno di orgoglio, perché ho tanti amici che sono venuti al raduno e stiamo passando 2 belle giornate insieme. E a proposito di amici, l'immancabile Rudy Dal Pozzo, ma non solo. Certamente Rudy Del Pozzo, lui non manca mai, è un grandissimo amico, affezionato al Lancia Rewind, non è mai mancato, è qui anche lui, assieme anche all'ingegner Vittorio Roberti, e portiamo poi il saluto di Arnaldo Bernacchini, che quest'anno anche lui grandissimo affezionato del Lancia Rewind, purtroppo per problemi familiari non è potuto venire, quindi porto i saluti suoi a tutti gli amici lancisti e a chi ci segue. Una curiosità, a parte la tua macchina, qual è quella che hai nel cuore? Beh, io sono Lady Fulvia, per me la Fulvia KF ovviamente è il modello che mi sta più a cuore, però abbiamo qui le Flaminia, macchine dei grandi signori, poi ci sono le Monte Carlo, Beta Monte Carlo, c'è una Flavia Coupé, abbiamo delle Appia, c'è un'Appia Vignale molto bella, una Delta integrale, quindi dai, abbiamo coperto un po' tutta la storia della Lancia in qualche modo, a partire dalla Lambda, che ripeto sono orgogliosissima di avere qui con noi. Qua da Francesco sono sempre venuto dal primo e mi trovo bene perché è spettacolare. In più ha una famiglia fantastica, è diventata una professionista, sono diventati dei professionisti dei raduni. Bravi tutti, e interessante anche l'oggetto del raduno. Ieri abbiamo fatto la radio Brion Vega, tutto il museo che è bellissimo. Oggi abbiamo fatto qui il museo dell'aereo, di quelli storici dell'anteguerra e della guerra, prima guerra mondiale, quindi più interessante di così, bello il giro, panoramico eccetera, già arrivare qua e costeggiare il piale è favoloso, e abbiamo visto anche bei posti perché qua è tutto bello, quindi bello tutto, il posto, bello il contesto naturale, il contesto bucolico se vogliamo, bello il rinfresco, belle le macchine, stupende e tante, e ce ne sono diverse blasonate che hanno corso e di diversi modelli. Fra i modelli, tutti i modelli di Lancia, quelli che io ho amato e amo tuttora e che mi ricordo dei miei tempi, quindi meglio di così non può essere. Anche hai ritrovato vecchi amici e vecchie conoscenze? Assolutamente sì, ieri sera al tavolo dove abbiamo cenato, in un bel ristorante, avevo come amici di una volta Tony Fassina, mio compagno di macchina con il quale ho vinto tanto, ma dall'altra parte del tavolo c'era Mudafieri, Pirollo, i nostri nemici classici di allora, col quale abbiamo giocato e vinto i campionati vari. 80 l'ha vinto Mudafieri, 81 l'abbiamo vinto noi. Allora c'era solo un campionato italiano, per cui poi c'era Aldo Pasetti, c'era l'ingegner Roberti, Vittorio Roberti, ed era un bel parterre, era un tavolo molto consolidato, bello e storico. E c'erano tante vittorie lì, fra noi e Mudafieri, tanto un bel pomerè, ecco. E prevedi anche di continuare a presenziare tutti questi raduni? Guarda, qui sempre, finché il buon Dio mi dà
La vita sì, io non godo più di ottima salute, però finché ce la faccio, infatti adesso lo sto seguendo, faccio un po' fatica perché sono in condizioni di salute un po' precarie e quindi ogni tanto mi riposo, però non posso mancare. Per affetto, prima per affetto verso Francesca e la sua famiglia, e per sua famiglia intendo tutti, la sorella, i genitori, eccetera, i nipotini, tutti i ragazzi, voglio bene a tutti. Fra l'altro il figlio di Francesca è il mio figlioccio, l'ho tenuto alla cresima, quindi sono affezionato molto a loro, vero sempre, perché ci conosciamo da 12 anni e come per me è la mia seconda famiglia. E non mancherò mai, se ho la salute vengo. Dal momento che manco vuol dire che non sto bene.